Alleluia, la lettura e la meditazione della parola di Dio è proprio la parte centrale del culto. Alleluia, in Romani capitolo 8, versetto 18, leggeremo quanto l'Apostolo Paolo scrive a questi credenti di Roma, alla Chiesa di Roma. Romani capitolo 8, dal versetto 18 fino al versetto 39. Amen. Grazie per esservi alzati in piedi. Gloria a Dio. Posso leggere? Dio sia lodato. Amen. Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Poiché siamo stati salvati in speranza. Ora la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e, ancor più, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore e potremmo già pregare il Signore, ringraziarlo. Che ne dite? Ci ha detto tante cose in questa lettura. La parola del Signore. Paolo parla di una speranza per i figli di Dio. I figli di Dio hanno una speranza che altri non hanno. La nostra speranza è una speranza gloriosa. Amen. L'Apostolo Paolo dice così, incoraggiando la Chiesa di Roma, i fratelli romani: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. È vero che si soffre, nessuno può negare questa realtà, e la sofferenza in questo mondo è per tutti, per i credenti, per i non credenti, tutti quanti soffriamo. Ma l'Apostolo Paolo dice: sono convinto che se posso valutare le sofferenze del tempo presente rispetto a quello che sarà la gloria eterna per i figli di Dio, possiamo dire che le sofferenze attuali, presenti, non sono nulla paragonabili alla gloria che Dio ha preparato per noi nell'eternità. Amen. Poi dice che tutto è nella sofferenza, tutto geme, la creazione tutta geme. E dice addirittura: aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Quando i figli di Dio saranno manifestati come tali in tutto il mondo? Quando il Signore tornerà. Amen. E prenderà la sua Chiesa e l'accoglierà. Tutto il mondo vedrà che chi ama il Signore è andato con il Signore. Amen. Quindi si aspetta, tutta la creazione aspetta quello che avverrà riguardo ai figli di Dio. Perché anche la creazione è stata sottoposta alla vanità, anche la creazione è stata soggetta alle conseguenze del peccato. Amen? Il peccato, quando è entrato nel mondo, è entrato per l'uomo e per tutta la creazione. Ma abbiamo una speranza. Amen. Alleluia, una speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Fino a questo momento tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, dice l'Apostolo Paolo. E veramente il mondo è in travaglio, siete d'accordo? Il mondo è in travaglio, fratelli. Geme ed è in travaglio. Perché il mondo, la natura, la creazione aspetta il ritorno del Creatore. Amen. Amen. Alleluia. Non solo la creazione geme ed è in travaglio, ma anche noi come figli di Dio qui sulla terra, come Chiesa del Signore. Anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, osa affermare l'Apostolo Paolo, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Cioè, quando il Signore tornerà, se dovesse tornare in questo momento, noi saremo rapiti con Lui per l'eternità. Amen. Non affronteremo la morte, il nostro corpo sarà mutato, cambiato in un istante. Altrove dice l'Apostolo Paolo, come un batter d'occhio, un istante, cambieremo, ci trasformeremo in un corpo glorificato per entrare nel regno del nostro amato Signore. Amen. Il corpo che abbiamo adesso è per il materiale. Amen. Ma noi non viviamo solo per il materiale, abbiamo una speranza gloriosa, molto più alta. Amen. Cioè l'eternità. Gloria al Signore. Ora, noi siamo stati salvati in speranza.
Non è che abbiamo visto con i nostri occhi. Dice l'Apostolo Paolo, la speranza di ciò che si vede non è speranza. Se tu vedi, non speri. Ma Dio ci ha dato speranza. Amen? Dio ci ha dato la fede. Dio ci ha dato il suo amore. Queste tre cose durano, dice l'Apostolo Paolo. La fede, la speranza e l'amore, che mi piace una traduzione ancora più profonda dell'amore, la carità. Fede, speranza, carità. Ma la più grande di queste virtù è l'amore, è la carità. Amen? Quindi vogliamo ringraziare il Signore che abbiamo una speranza. Avete conosciuto persone che vivono senza speranza? Purtroppo ho avuto modo di parlare con delle persone che veramente soffrono e non riescono a liberarsi da questa sofferenza interiore, non vedono speranza per la loro vita. Oh, benedetto sia il Signore. Grazie perché ci hai dato una speranza gloriosa. Amen. E quando presentiamo agli altri Gesù, noi diamo modo a queste persone che sono nel bisogno, nella sofferenza, anche loro di ricevere questa gloriosa speranza. C'è speranza per te, c'è un futuro per te glorioso. Amen. Non è tutto finito, non pensare che la tua vita vada a rotoli. Sii ottimista, perché Gesù ti ama. Amen. Il messaggio dell'Evangelo è un messaggio di ottimismo che dà speranza. Non è un messaggio di negatività, è un messaggio di positivo. Amen. E ogni credente è felice per questo, è gioioso per questo. Per questo noi credenti siamo gioiosi. Alleluia. Abbiamo creduto in Gesù. Amen. Nostra speranza, nostra vita e nostra pace. Gloria a Dio. Quindi quello che non si vede si spera. Ma se uno vede, perché deve sperare ancora? Ecco che la speranza viene giustificata. Gloria a Dio. Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Noi stiamo aspettando con pazienza il ritorno del Signore. Amen? Alleluia. Allo stesso modo, io credo che si riferisca a ciò che non si vede, parlando dello Spirito Santo, che non si vede, però agisce nella nostra vita. Alleluia. Dicevo prima in testimonianza, Totò si è alzato. Chi ha spinto Totò ad alzarsi? Lo Spirito Santo. Non lo vediamo, ma lo sta chiamando a dare la sua vita a Gesù. Alleluia. Ecco che ha sentito l'impulso di alzarsi, raccontare, aprirsi, testimoniare. Dio sta operando nella sua vita. Amen. Quindi allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. E qui vorrei incoraggiarci tutti quanti, perché nessuno sa pregare. Non pensate che io sappia pregare. La parola di Dio mi dice che anch'io non so pregare. Nessuno sa pregare. Però abbiamo lo Spirito Santo. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Quando si parla di sospiri ineffabile, l'ineffabile è qualcosa che non puoi spiegare a parole. È un vivere, una sensazione, un'esperienza che devi solo provare per poterla capire. Amen. Possiamo parlare sicuramente della salvezza, di Cristo, di Gesù, agli altri, ma ci sono esperienze profonde spirituali che noi abbiamo fatto e che gli altri non potranno mai capire, ma che possono fare le nostre stesse esperienze, se non anche maggiori. Perché Dio è Spirito. Amen. E quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Amen. Alleluia. Qui l'Apostolo Paolo parla dell'azione dello Spirito Santo in relazione anche all'adorazione, alla preghiera. E dice: noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Alleluia.
E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito. Amen. Ci crediamo che quando ci presentiamo davanti a Dio è Lui che esamina il nostro cuore. Amen. E tante volte, sapete, non chiedo, Signore, ma mi presento davanti a Lui, apri il mio cuore e dico allo Spirito Santo, fai tu, Signore. Tu sai quello di cui ho bisogno, Amen. quello per cui voglio pregarti, Signore. E tante volte non trovo le forze per esprimermi, ma tu esamini i cuori Alleluia. e sai qual è il desiderio, il bisogno, la necessità dentro di me. Santo Signore. Colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Amen. Alleluia. Alleluia. Ora sappiamo, dice ancora l'Apostolo Paolo, che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Amen. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Alleluia. Anche le cose che tu pensi siano negative, Dio è così potente da trasformare le cose che potrebbero essere negative in opportunità di benedizione per la tua vita. Alleluia. Amen? Amen. Perché tutto è nelle sue mani. Alleluia. Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano e temono il Signore, Alleluia. i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Chi fa un disegno realizza graficamente un'immagine che ha qualcosa dentro, no? Decide di rappresentare un piano, un'idea. Dio ha un piano per la tua vita. Amen. 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 Posso solo dire, lasciamoci guidare dal Signore. Alleluia. Guida i nostri passi, Signore. Alleluia. Fai che il tuo disegno si compia nella mia vita. Ora, quelli che sono chiamati sono guidati secondo il suo disegno. E poi dice l'Apostolo Paolo, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Ora, questo versetto dell'Apostolo Paolo è stato oggetto di diverse interpretazioni, perché c'è qualcuno anche tra gli evangelici che in tempo passato ha creduto alla predestinazione, nel senso che Dio sceglie già chi deve essere salvato, quindi predestinato, e non è così, perché altrimenti questo andrebbe contro quello che è l'essenza di Dio. Amen. Chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Amen. Però è vero anche che Dio sa ogni cosa. È vero? Sa il passato, il presente e il futuro. Lui sa ogni cosa. È vero che Dio sa, quando parli a qualcuno, tu non lo sai, ma Dio sa se quel qualcuno a cui tu parli lo accetterà o meno. Ma anche se Dio sapesse che quel qualcuno non lo accetterà, la sua grazia si offre a lui. Amen. Amen. È chiaro che quando sei stato chiamato e lo hai accettato, sei stato predestinato a un destino diverso. Il destino non è più l'inferno. Amen. Ma è la vita eterna insieme a Cristo Gesù. Amen. E questo è il senso spirituale che non si contraddice con tutto il messaggio della Bibbia. Alleluia. Amen. Altrimenti Dio rinnegherebbe se stesso. Alleluia. Tu sì, tu no. Tu sì, tu no. Dio offre la sua salvezza a tutti. Amen. Poi tutti sono liberi di scegliere o meno. Chi sceglie, giustamente, il suo destino sarà diverso, quindi è predestinato a salvezza. Amen. Ma c'è stata una chiamata, perché c'è scritto li ha pure chiamati. O no? Lo leggo solo io. Quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. E se c'è una chiamata,
vuol dire che c'è un'offerta. Sta a te scegliere, o no? La libertà di scelta è nostra. Amen. Dio vuole salvare tutti, ma siamo noi a decidere se volerlo o meno, questa salvezza. Amen. Alleluia. Quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Quindi la chiamata esige una risposta. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Gloria a Gesù. Che possiamo dire riguardo a queste cose? Quello che riesce a dire l'Apostolo Paolo è: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Amen? Amen. Cioè, se tu hai il favore di Dio, hai l'approvazione di Dio, ma di chi o di cosa devi temere mai nella tua vita? Di nulla. Perché Dio è il mio favore. Alleluia. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? È colui che non ha risparmiato il proprio figlio. Pensate, in questi versi descrive l'Apostolo Paolo in qualche modo l'amore profondo di Dio, no? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi. Non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Amen? Possiamo mai dubitare dell'amore di Dio? Fratello, sorella, non dubitare mai dell'amore di Dio. Dio ti ama. Amen. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Quante persone ci accusano? Tu hai fatto questo, tu hai fatto quello. Il nemico ci accusa, è l'accusatore. Uno dei nomi di Satana è accusatore. Ti accusa. Ma Dio ti ha giustificato, Amen. perché ha dato il suo figliuolo a morire sulla croce, ha versato il suo sangue. Sei giustificato, tu l'hai accettato nella tua vita, sei giustificato. Alleluia. A volte sembra troppo facile a parole, eppure per tanti è difficile accettare questa verità e si rimane a soffrire dentro, convivendo con questa accusa interiore. Accetta il perdono di Dio, accetta Gesù, accetta la grazia, non devi pagare niente. È gratuita, è gratis. Devi solo accettare Gesù nella tua vita. Amen. Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Alleluia. Mi viene un po' da prendere in giro qualcuno che dice: Ave Maria, prega per noi. Chi prega per noi è Gesù, Amen. non è Maria. Gesù intercede per noi, Amen. è vivente, è alla destra di Dio Padre. E la tua causa, Lui la presenta a Dio. Amen. Lui intercede per noi. Amen. Amen. In virtù di tutto questo, l'Apostolo Paolo dice: ma chi ci separerà dall'amore di Cristo? Ci sentiamo legati a Cristo e al suo amore. Alleluia. Sappi che per il Signore questo legame è inviolabile. Lui ti amerà sempre. Ma la stessa cosa dipende anche da te. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Tutte queste cose che descrive l'Apostolo Paolo le ha vissute lui stesso in prima persona. È stato nella tribolazione, nell'angoscia, è stato nella persecuzione, ha patito la fame, è stato spogliato, è stato in pericolo, è stato minacciato di morte. Ma chi lo ha potuto separare dall'amore di Cristo? Nessuno. Riprende un verso scritto nel Vecchio Testamento. Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno. È vero. Per amore del Signore ogni figlio di Dio è messo a morte ogni giorno. Soffre il pericolo della vita.
Ci sono posti nel mondo che, qui lo possiamo dire, sono un credente evangelico, ti guardano strano, ma accettano comunque, anche se poi ti prendono in giro, vabbè. Ma ci sono posti nel mondo dove tu dici, io servo Gesù, sono un credente, sono un cristiano, tagliategli la testa. Non ci pensano due volte. Eppure nessuno rinnega Cristo. Per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Però l'Apostolo Paolo dice, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Che bella questa espressione. Non siamo vincitori, molto di più. Siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Alleluia. Amen? In realtà quello che uccide un credente, lui può sentirsi vinto, forte, e può pensare, hai visto, il tuo Dio non ti ha aiutato, io ti ho ucciso, ma il vero sconfitto è lui. Chi è stato ucciso per sua mano è nella grazia di Dio per l'eternità. Amen. Lui sarà nell'inferno per l'eternità. Il vero sconfitto è lui. O il credente deve essere convinto, persuaso della fede, nella quale ha creduto, in Cristo Gesù. Infatti sono persuaso, sono convinto che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Alleluia, vogliamo alzarci in piedi, fratelli. Gloria al Signore.